vaccinazione, arrivare all'obbligo sarebbe una sconfitta, così il governatore Zaia sul dibattito acceso dalle parole di Draghi. Intanto aperte nuove agende vaccinali fino al 30 settembre. Assindustria Veneto Centro sta con il Premier, obbligo vaccinale sarebbe una grande opportunità da vagliare con le parti sociali, dice il presidente Leopoldo Destro. Intanto contagio di Covid in terapia intensiva destinati ad aumentare da qui alle prossime 3 settimane, secondo lo studio del Dipartimento di Prevenzione della Regione. Infermiera del principale centro vaccinale della Marca sotto indagine per aver finto di inoculare il vaccino ad amici Novax che volevano il Green Pass, inchiesta della Procura. Anche il rettore dell'Università di Padova attaccato via social dai Novax per la scelta del Green Pass obbligatorio per le lezioni. Intanto oggi in 3.000 con il certificato per il test d'ingresso a medicina. Individuato e denunciato dalla Digos l'ultra del Verona che ha aggredito e picchiato il noto gastronomo della TV e suo figlio dopo la partita con l'Inter, è un 44enne pregiudicato. Come da decreto, primo approdo Fusina per una nave da crociera. Entro fine anno saranno 31 in totale le grandi navi che si fermeranno lì senza passare per Bacino di San Marco e Canale della Giudecca. Alla Mostra del Cinema il giorno dell'attesissimo remake di Dune, posti esauriti anche nella proiezione di mezzanotte, in sala anche Spencer, il film su Lady Diana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con le parole, le dichiarazioni questa mattina in conferenza stampa del governatore Zaia, che ha parlato dell'obbligo vaccinale definendola una sconfitta sociale sulla scia di quanto dichiarato ieri dal Premier Draghi, e poi Zaia che ha parlato anche, ha fatto il punto sulle vaccinazioni. Arrivare alla obbligatorietà è un po' una sconfitta, no, socialmente, no? Cioè tu dici, se un paese si ritrova costretto ad attuare l'obbligatorietà come piano di sanità pubblica, vuol dire che non c'è presa di coscienza. Il presidente del Veneto interviene sul dibattito apertosi dopo le dichiarazioni del Premier Draghi, che non ha escluso l'introduzione dell'obbligo vaccinale nel nostro paese. Non sono ancora chiare le tempistiche e le modalità e il governatore avanza ipotesi su come l'esecutivo potrebbe muoversi. Io immagino che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali. Obbligo vaccinale ed estensione del Green Pass, altro tema affrontato in conferenza dal Presidente del Consiglio, che spacca la maggioranza di governo con la Lega di Matteo Salvini contraria ad entrambe le opzioni. Zaia ricorda come in sede di commissione la Lega abbia presentato 916 emendamenti, segno, dice, del dibattito politico in corso. Alla fine la gran parte è stata ritirata, ne sono rimasti 40 e alcuni di questi hanno trovato approvazione. Noi stiamo operando in regime di Green Pass e non c'è nessuna mia posizione contro il Green Pass, ma del resto voglio ricordare che la Lega ha fatto approvare un emendamento secondo me corretto di allungamento dai 9 ai 12 mesi del Green Pass. Carroccio che poi chiede l'introduzione della gratuità dei tamponi, che dopo una prima fase in Veneto è stata tolta. Zaia ricostruisce le tappe che hanno portato a questa decisione. Noi, dice, siamo quelli che hanno fatto tanti tamponi gratuiti in un periodo in cui nessuno veniva a farli, ma per monitorare la circolazione del virus. Non voglio che qualcuno venda l'iniziativa del Veneto collegata o scollegata dal Green Pass. È una roba per i cavoli suoi, che aveva un motivo che era quello dello screening sociale. Li abbiamo sospesi nel momento in cui il Green Pass ci ha fatto schizzare verso l'alto l'accesso ai tamponi. Non eravamo in grado di sostenerlo. C'è poi una questione, continua il Presidente del Veneto, che riguarda quei cittadini che comunque non possono vaccinarsi e che se vogliono andare al ristorante devono fare il tampone. Questo ad esempio è un'area grigia che ha diritto a una risposta. E a proposito di vaccini, la campagna di immunizzazione prosegue. Crescono le prenotazioni, superata quota 5.000 al giorno, con il 78,9% dei veneti che è già immunizzato, almeno con una dose, o ha prenotato la propria seduta. Dal Veneto poi un appello al governo perché si decida in tempi rapidissimi se sarà necessaria una terza dose per anziani e categorie fragili, perché questo ridisegnerebbe il calendario vaccinale. Perché se parte la terza dose, tutti gli altri vanno in coda poi. L'invito a chi abbia deciso di vaccinarsi dunque è di farlo quanto prima. Oggi annuncio anche che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 di settembre.
E sulle parole di ieri del Premier Draghi, che non ha escluso, anzi, la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale, abbiamo raccolto la voce dei cittadini, ma anche quella del presidente di Assindustria Veneto Centro, che la considera un'opportunità che deve essere frutto di condivisione. 80% di copertura vaccinale, l'obiettivo dichiarato dal governo che punta a coprire velocemente l'11% tuttora mancante in Italia, e intanto, per voce del Presidente del Consiglio Mario Draghi, risponde sì all'estensione del Green Pass e all'obbligo vaccinale. Condivide il pensiero Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Veneto Centro, che precisa: penso che questa sia un'opportunità che va vagliata in maniera seria, condividendola con le parti sociali e cercando di trovare un accordo comune per il bene di tutti, per il bene delle nostre attività produttive. Quindi lo valutiamo come una grande opportunità, torno a dire, in maniera corale con tutte le parti sociali. E i cittadini? Sì, sono d'accordo sull'obbligo vaccinale, perché credo che sia, cioè io mi sono vaccinata con uno spirito di comunità e quindi credo che dobbiamo essere tutti molto generosi nei confronti degli altri, nei confronti di chi sta peggio di noi, di chi avrà necessità di andare in ospedale. Bisogna pensare a tutti e quindi per il bene di tutti è meglio vaccinarsi. Bisogna che la gente cominci a pensare che i Novax esistono perché esistono i Provax, perché se no non ci potrebbero esistere, sarebbero probabilmente molti morti. Direi che è il caso di finirla. Vaccinato e felice? Beh, insomma, felice, no, tanto felice, ma lo facciamo. È un pochino esagerato, però può comunque aiutare a aumentare il numero di persone vaccinate, tutto qui. Io sono d'accordo, sì, per me è una cosa necessaria e è un contributo che dobbiamo dare tutti quanti. Nelle classi dove gli studenti sono tutti vaccinati si sta valutando la possibilità di togliere le mascherine. Ecco, un salto di gioia senza mascherine in classe? Sarebbe un salto di gioia, perché come si chiama, il linguaggio del corpo, la mimica facciale è fondamentale per insegnare e ci è mancata molto. Contagi e ricoveri in terapia intensiva destinati ad aumentare da qui alle prossime 3 settimane, secondo lo studio previsionale del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto. RContia 0,90, incidenza di 92,9 casi ogni 100.000 abitanti, occupazione delle terapie intensive al 5%, al 3% per l'area non critica. Questa è la situazione di un Veneto in piena zona bianca, che al momento non corre il rischio di un passaggio di fascia, ma la curva dell'infezione in Veneto non rallenta e quindi è necessario mantenere alta l'attenzione, il monito del presidente Zaia. Tocca al dottor Mongillo del Dipartimento Prevenzione disegnare quello che potrebbe essere lo scenario in termini di contagi e terapie intensive da qui alle prossime 3 settimane. Previsione che, precisa Mongillo, ha un margine d'errore che nei precedenti modelli è sempre stato al di sotto di quella che era considerata la soglia accettabile del 10%. Per quanto riguarda le stime per le terapie intensive, si è preso come dato di partenza quello dei posti letto occupati 48 ore fa. 48 ore fa avevamo 53 posti in terapia intensiva, la proiezione a 3 settimane è di arrivare con un piccolo aumento a 60 posti occupati di terapia intensiva. È una variazione stimata di circa 7 posti occupati, se volete anche in percentuale circa l'11% in più di quello che abbiamo oggi. Per le previsioni sui contagi, il dato di partenza è quello di 4 giorni fa per evitare possibili ritardi diagnostici o di registrazione e quindi avere basi solide di analisi. 4 giorni fa quindi avevamo 12.945 soggetti attualmente positivi, la stima di qui a 3 settimane è di arrivare a un incremento di circa 1.800 nuovi positivi, per un totale di 14.700. Pari ad un incremento di positivi rispetto a 4 giorni fa del 12,4%, ma la settimana prossima potrebbero arrivare anche i primi risultati di una nuova stima legata ai decessi. Quanti decessi abbiamo evitato con la vaccinazione? In preparazione poi anche un'ulteriore analisi. C'è un grafico che mette in relazione tutti i decessi che ci sono stati in Veneto e in particolare i decessi all'interno delle case di riposo. Si vede che la curva dei decessi nelle case di riposo è praticamente ridotta al minimo da quando c'è la vaccinazione, mentre è continuata al di fuori delle case di riposo.
Infermiera del principale centro vaccinale della Marca sotto indagine per aver finto di inoculare il vaccino a degli amici no vax che volevano però il Green Pass. Caso limitato ad una cerchia di conoscenti, specificano dall'USL 2, proprio dall'azienda sanitaria è partita la segnalazione alla procura. Fingeva di vaccinare amici Novax per far avere loro il Green Pass. Un'infermiera cinquantenne, dipendente dell'ULS 2 in servizio al centro vaccinale di Villorba, all'ex Maber, è finita nel mirino della procura trevigiana che ha aperto a suo carico un fascicolo. Gli investigatori della squadra mobile si sono recati ieri a Villorba per sequestrare i bidoncini utilizzati dall'operatrice per smaltire fiale e siringhe, accompagnandola poi in questura per essere interrogata. Il nostro messaggio è in primis che questa segnalazione è stata fatta dall'ULS, dal Dipartimento di Prevenzione, dal dottor De Rui e dai suoi collaboratori. Ringraziamo la Polizia di Stato che sta facendo da tempo un buon lavoro. Diciamo a tutti i vaccinati che non si preoccupino, quindi non ci sono problemi, e poi siamo in attesa ovviamente della decisione del magistrato. L'indagine va avanti da settimane. All'infermiera vengono contestati reati di falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. Una decina i conoscenti che avrebbero utilizzato questo escamotage e che a loro volta rischiano ora l'accusa di falso ideologico in concorso, a partire dalla donna che stava ottenendo proprio ieri, quando la polizia è intervenuta, il favore del falso vaccino. Resta il fatto che quello della cinquantenne sarebbe stato un comportamento ristretto a una cerchia di amici. Limitato ai conoscenti, quindi certamente non alla gran massa delle persone che sono state vaccinate e che continueranno a vaccinarsi. I cittadini che si sono vaccinati a Villorba, ribadisce il direttore generale Benazzi, possono stare tranquilli. Nel frattempo, in attesa che vengano completati gli accertamenti, la dipendente è stata sospesa dall'incarico. Questa nostra collaboratrice dall'oggi non è in servizio. Anche il rettore dell'Università di Padova attaccato via mail dai Novax per la scelta di chiedere il Green Pass per le lezioni in presenza. Intanto oggi in 3.000 si sono presentati con il certificato verde per affrontare il test d'ingresso a medicina. Dopodiché anch'io ho ricevuto qualche lettera poco carina, ma insomma, pazienza. Io ho scritto a 60.000 studenti e qualche studente, devo dire, più che qualche studente, qualcuno che studente non era, ma che evidentemente ha ricevuto la lettera, ha manifestato, diciamo, un dissenso colorito. Anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, ha ricevuto quello che lui definisce un dissenso colorito da parte di esponenti Novax. Lo conferma lui stesso, cercando anche di minimizzare un fenomeno che però si sta sempre più diffondendo. Il rettore era in fiera a Padova per salutare i 3.000 aspiranti medici che hanno affrontato il test d'ammissione alla facoltà. A tutti diamo un in bocca al lupo fortissimo, già vederli qui tutti, vederli che stanno appunto costruendo il loro futuro e per fare questo stanno ripopolando la nostra università. Questo è quello che vogliamo, noi vogliamo un'università piena di giovani che con il loro entusiasmo, con la loro speranza per il futuro diano un segnale di ripartenza. Loro sono un segnale di ripartenza. Mascherine e Green Pass obbligatorio per accedere per i 2.968 studenti. Qualche coda in mattinata, ma nessun disguido. Ho fatto il vaccino, non mi spaventano. Io ho preso il Covid, quindi ho già passato questa lunga fase e speriamo insomma che la situazione si risolva il prima possibile. Sono qui anche per cercare di poter aiutare in questa cosa. La voglia di tornare in aula, in presenza, è forte da parte di insegnanti e studenti. Questi test d'ammissione sono veri e propri allenamenti per l'inizio delle lezioni ad ottobre. Quel coraggio, quella determinazione che abbiamo avuto per ripartire in presenza, per ripartire con i nostri studenti in aula, è non solo, io credo, doveroso e bello, perché questa è l'università, ma è fattibile. Quindi.
Siamo alla cronaca. Individuato dalla Digos e denunciato l'Ultras del Verona Calcio che lo scorso venerdì ha picchiato Fabrizio Nonis, il 58enne gastronomo noto per le sue trasmissioni televisive, e il figlio Simone dopo la partita con l'Inter. Nel riprendere la loro auto parcheggiata in una via limitrofa allo stadio erano stati gratuitamente e brutalmente aggrediti. L'aggressore è un 44enne più volte denunciato e con DASP alle spalle per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. In particolare in passato si era già reso responsabile del reato di discriminazione razziale commessa in ambito sportivo, che gli è costata, oltre alla denuncia, un DASPO della durata di 1 anno, e tutte appunto segnalazioni costateli in totale 5 anni di interdizione dagli stadi. Tragedia della strada, l'ennesima tragedia sulle nostre strade. A perdere la vita un 40enne di Chiampo che ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un platano lungo la regionale 11 nel comune di San Bonifacio. Un'auto completamente accartocciata, distrutta, è quello che rimane della Ford Focus di Enrico Bruttomesso, 40 anni, di Chiampo, 2 figli e una moglie. Il dramma nella notte di giovedì 2 settembre. Enrico ha perso la vita in un pauroso incidente stradale. L'uomo, alla guida della sua Ford Focus, stava percorrendo la strada regionale 11 quando in via Cadellora, in località Locara, a San Bonifacio, uscendo da una curva, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha dapprima sbattuto violentemente contro un platano a bordo strada per poi carambolare in un vigneto e terminare la folle corsa in una scarpata. Il 40enne è rimasto imbrigliato tra le lamiere dell'abitacolo dell'auto, andata completamente distrutta. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco da Cagliero e da Verona con l'autogru. I pompieri hanno lavorato fino alle 2 di notte per estrarre l'uomo dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo. Enrico Bruttomesso è morto sul colpo, l'impatto violento non gli ha dato scampo. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di San Bonifacio ha loro il compito di chiarire cosa possa aver fatto perdere al 40enne il controllo della Ford. Forse la velocità, un colpo di sonno o un animale che ha attraversato la strada potrebbero essere questi all'origine della tragedia. Iniziano lentamente a migliorare le condizioni del 16enne di Chirignago, che è stato colpito da arresto cardiaco mentre era sullo skateboard nei pressi del McDonald's di Spinea. È stato trasferito all'ospedale di Milano, da quello di Milano, scusate, a quello di Padova, dove sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. La mamma racconta che alterna momenti in cui è vigile e momenti di perdita di coscienza, ma i medici sono fiduciosi in una ripresa totale. E si sono celebrati oggi i funerali di Aldo Pellizzari, sindaco di Rozzo, funerali che si sono tenuti nel campo sportivo in presenza di moltissime personalità politiche e cittadini. In moltissimi hanno raggiunto il campo sportivo di Rozzo per dare l'ultimo saluto al sindaco Aldo Pellizzari, scomparso tragicamente lo scorso venerdì. Si sono celebrati nel pomeriggio i funerali all'aperto in presenza di tante personalità politiche locali e regionali, i quali hanno voluto stringersi intorno alla famiglia in celebrazione di un uomo che ha dato molto alla collettività e fatto tanto per il suo paese. Molti sacerdoti che si sono susseguiti negli anni nel paese hanno voluto presenziare in rispetto all'impegno sociale e politico che Pellizzari ha saputo combinare durante la lunga carriera politica e professionale per il benessere di un'intera comunità. Il sindaco reggente Caterina Fiorin, con voce rotta dalla commozione, ha voluto ricordarlo per la sua concretezza, ringraziandolo per averle dato fiducia sempre e per aver trasmesso serenità e armonia alle persone che lavoravano insieme. Un ultimo saluto all'uomo, al padre e al sindaco, che riusciva a capire la gente e i suoi concittadini. Rozzo celebra la sua vita. A loro, a tutta la tua bella famiglia e alla comunità di Rozzo che tanto ti ha voluto bene, va il mio più grande e sentito abbraccio. Dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto vicino un uomo, un padre e un sindaco così. Ciao Aldo, grazie, ti porteremo tutti nel cuore.
Voltiamo pagina. Come da decreto è attraccata a Fusina la prima nave da crociera. Entro fine anno ne arriveranno 31 in totale le grandi navi che si fermeranno in quel punto. È attraccata al terminal Venice Roport Moss di Fusina, la prima delle 31 navi da crociera che nei prossimi mesi segneranno la ripresa dell'attività al porto di Venezia. Secondo il cronoprogramma dell'autorità portuale del mare Adriatico settentrionale, in applicazione al decreto del 1° agosto che vieta il passaggio delle grandi navi in bacino San Marco e nel canale della Giudecca. L'approdo di questi giorni di una piccola nave a Fusina è un segnale timido, ma ovviamente non sufficiente, non lontanamente sufficiente. Ovviamente si deve lavorare per portare a casa tutto quello che si può portare a casa in questo periodo e quindi anche sfruttare gli approdi come quelli, ma è sostanzialmente necessario realizzare in tempi rapidi, già per il prossimo anno, gli approdi per le grandi navi. Si tratta di un'imbarcazione da 42.000 tonnellate per 500 passeggeri, proveniente dallo scalo di Pola e che viene utilizzata per viaggi in Africa, Oceania, Mar Mediterraneo e Nord Europa, Oceano Atlantico, Caraibi e America Latina. La crocieristica è molto importante per il Comune di Venezia e per l'economia metropolitana del nostro territorio. Sostiene una filiera produttiva lunga, dà lavoro a molte persone e quindi un danno economico notevole averla interrotta senza avere prima le alternative. Per questo Venturini evidenzia ancora una volta ciò che da tempo si propone ma che ancora non è stato attuato. Noi lo individuiamo in Porto Marghera, canale nord, lato nord, come indicato anche, e invitiamo a valutare anche la possibilità, tramite il Vittorio Emanuele, di utilizzare la Marittima, che è il porto moderno più efficiente dell'intero Adriatico. Quindi ridare lavoro, far tornare il prima possibile le navi negli approdi che saranno individuati e far lavorare le persone che con la crocieristica lavorano. Il calendario di approdi temporanei prevede fino al 31 dicembre l'arrivo di circa 18 navi al Venezia Terminal passeggeri della Marittima, 10 al Terminal di Fusina, una al Terminal Container Vecon di Porto Marghera e per altre 2 la destinazione è da definirsi. L'8 settembre si attende la prossima nave. E andiamo adesso al Lido per la mostra del cinema di Venezia, dove oggi sono in programma 2 dei film più attesi dell'intera Kermesse, entrambi proiettati fuori concorso. Stiamo parlando di Dune e Spencer, il tributo a Lady Diana. Il festival si avvicina poi ad un weekend da tutto esaurito. Esaurite anche le proiezioni di Mezzanotte al Lido, la 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si avvicina al weekend con un sold out, degno dei tempi migliori. Del resto oggi è la giornata di 2 tra i film più attesi dell'intero programma, messo insieme dal direttore Alberto Barbera. Dune di Denis Villeneuve ha un cast stellare ed è uno dei titoli più attesi dell'anno, che sbarca finalmente in laguna. Adattamento dell'omonimo romanzo, già portato sul grande schermo, è un remake ambientato in un lontano futuro. Il duca Oscar Isaac acquisisce l'incarico di governare il pianeta, meglio noto come Dune, un luogo dal quale scaturisce naturalmente una sostanza che allunga la vita e conferisce agli umani poteri psichici, oltre a rendere possibili i viaggi nello spazio. Nonostante la pericolosità di tale incarico, il protagonista si trasferisce su Dune insieme alla concubina, al figlio e ai suoi più fidati consiglieri. C'è poi Spencer, omaggio a Lady Diana a 3 giorni dall'anniversario della morte dell'amata principessa. Il regista cileno Pablo Larraín ha fatto ricerche accurate, ma ovviamente l'opera è essenzialmente di fantasia e non può che immaginare cosa sia successo dentro i palazzi della corona nel weekend del Natale del 1991. La famiglia reale è qui riunita come tradizione a festeggiare. Proprio in quei giorni però la principessa prende la decisione più importante della sua vita e il film immagina i dubbi, i pensieri e le paure. Diventare regina e tenere in piedi il teatrino del più grande amore accanto a un uomo che ormai non ama, oppure scegliere la libertà. E il film regala un finale a sorpresa. Un'ultima notizia riguarda la nostra programmazione, perché da lunedì 6 settembre ritorna Ring, la politica alle corde, la trasmissione di attualità della prima serata di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Ogni lunedì sera dalle 21:15 i protagonisti della politica e dell'attualità torneranno a confrontarsi in vista delle urne, ma non solo. Tante infatti le sfide che attendono il Veneto, dalla gestione sanitaria della pandemia all'estensione del Green Pass. Antenna 3 sarà come sempre in prima linea per raccontare
raccontare e approfondire i tanti volti di un Veneto che sta ripartendo ma deve fare i conti con le incognite dei prossimi mesi. Appuntamento dunque da lunedì 6 settembre alle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring. Siamo davvero in chiusura, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato buono, anche se il passaggio di un flusso instabile causerà qualche disturbo al nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, la grafica ci mostra una situazione tranquilla e in effetti sarà così per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono maggiori addensamenti e locali acquazzoni sulle Alpi. Temperature stazionarie minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con nelle ore pomeridiane più nubi sui monti ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bello al mattino, a seguire annuvolamenti e locali veloci rovesci. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.